percorso ad anello che abbraccia tutta la provincia di Belluno. 30 tappe di cammino per scoprire la dimensione più autentica delle Dolomiti, seguendo le tracce lasciate dall'uomo nei secoli in un contesto ambientale d'eccezione. È il Cammino delle Dolomiti, ideato dalla diocesi di Belluno-Feltre e realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari Regionali e Autonomie Locali all'interno del progetto Eritour, Interreg 3B CADSES e la collaborazione della provincia di Belluno. Questo stesso video è stato realizzato con le risorse messe a disposizione dal progetto Eritour e viene messo a disposizione gratuita di tutti gli utenti e gli operatori interessati. Come i grandi percorsi della fede, il Cammino delle Dolomiti si rivolge a tutti e offre occasioni di meditazione e di contatto con la natura, con la storia, con l'arte. Il tracciato mette in relazione i luoghi nei quali si è maggiormente espressa la religiosità dei bellunesi. Sono i luoghi della più antica presenza umana e delle più rilevanti testimonianze storiche e artistiche nella provincia di Belluno, vere perle incastonate in una natura preziosa di stupefacente bellezza. Il cammino avvicina questi luoghi e li collega, evitando le grandi arterie di traffico e seguendo, invece, le antiche mulattiere e i sentieri che l'uomo ha tracciato in quota nei secoli prima che fossero disegnate le attuali strade di fondovalle. Inizio e termine del grande anello del cammino è l'antico santuario dei martiri Vittore e Corona, tuttora oggetto di pellegrinaggi dal Feltrino, vero scrigno d'arte e di bellezza. L'itinerario tocca poi Feltre, splendida città rinascimentale che mostra tracce cospicue del suo passato etrusco e romano, per salire sulle vette feltrine e prendere un primo contatto con l'ambiente naturale del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. La Val Belluna, dai dolci paesaggi agresti, conduce fino all'antica certosa di Vedana, Porta dell'Agordino. Le miniere abbandonate di Valle Imperina, oggi sede di un centro visitatori del Parco Nazionale, spiegano l'economia di un territorio. Splendida la Valle di San Lucano, da cui si giunge a Gares e a Canale d'Agordo, il paese natale di Papa Luciani, Giovanni Paolo I. Il cammino prosegue di fronte al Col di Lana, che fu scenario di un'infinita strage durante la Prima Guerra Mondiale. Siamo tra le Dolomiti più famose e spettacolari. Attraverso il castello di Andraz si raggiungono il passo Falzarego e Cortina d'Ampezzo. Misurina, con il suo splendido lago d'alta quota, non è lontana. Il panorama si apre sulle 3 cime di Lavaredo. Dopo Auronzo, il cammino si addentra nel verde comelico, dai pendii ripidi e puntellati di Tabià. La Val di Sdende si apre in tutto il suo incanto, dominata dal monte Peralba, che dà vita al fiume Piave. Si raggiunge poi Lorenzago di Cadore, sede dei soggiorni estivi di Papa Giovanni Paolo I e Benedetto XVI. Queste zone furono la porta d'ingresso della cristianità in Cadore e la ricchezza delle chiese di Vigo ne dà chiara testimonianza. A pochi chilometri c'è Pieve di Cadore, paese natale del grande pittore Tiziano Vecellio. Poi, qualche chilometro più a sud, il muro della diga del Vajont, di fronte a Longarone, ricorda un momento tristissimo della storia bellunese. Il 9 ottobre 1963, 2000 persone morirono per l'immensa onda provocata dal collasso del Monte Toc. Più a sud il cammino sale le Prealpi e giunge infine in vista del capoluogo Belluno. Tra le testimonianze di storia, arte e fede, il cammino invita a riscoprire i luoghi che diedero i natali a un altro papa bellunese, Gregorio XVI. Il cammino delle Dolomiti richiede impegno, dedizione, amore per la terra che si attraversa e per la gente che vi si può incontrare.
Le 30 tappe sono impegnative per lunghezza. Non è un caso se è stato scelto il nome Cammino, pensando in particolare al famoso itinerario di centinaia di chilometri che ogni anno conduce migliaia di pellegrini fino al santuario di Santiago de Compostela. Non sono richieste attitudini alpinistiche, perché volutamente sono stati scelti tracciati agevoli e non pericolosi, pensati in particolare per i gruppi e per le famiglie. Per tutti coloro che si avventureranno sul cammino delle Dolomiti è garantito un contatto emozionante con la natura più vera di queste impareggiabili montagne. I villaggi dimenticati dai grandi flussi turistici, ma ancora presidiati dall'uomo. I panorami grandiosi e silenziosi. I frusci del bosco. L'acqua dei ruscelli. Le sedi di tappa sono state individuate in località dove sono presenti strutture ricettive adatte a chi cammina, magari spartane, ma dignitose e di prezzo contenuto. Agriturismi, bed and breakfast, campeggi, ostelli, case per ferie, rifugi. Ma lungo il percorso di ogni tappa si possono incontrare altre strutture ricettive. Chi si mette in cammino sceglierà ciò che sembrerà più adatto ai suoi gusti, tenendo presente che la provincia di Belluno è un territorio ricco di offerte turistiche, dove non è difficile trovare ciò che si cerca. Perciò non resta che augurare buon cammino.